Lorenzo, Adele, Elia, Caterina, Emanuele, Vittoria e anche per tutte le altre famiglie minorenni che sono nati e continuano a nascere. Mentre fuori dal tribunale risuonano i nomi dei 37 bambini figli di due mamme i cui atti di nascita sono stati impugnati, la Procura ha cambiato posizione e ha aderito alla questione di incostituzionalità sollevata dagli avvocati di tutte le coppie di madri, ritenendo opportuno che la Corte Costituzionale torni ad esaminare la questione. La svolta è arrivata nel pomeriggio dopo che i giudici hanno ascoltato 4 coppie di mamme, la cui udienza era prevista oggi nell'aula del Tribunale Civile di Padova. In aula la svolta, mentre fuori si raccontano le preoccupazioni delle famiglie arcobaleno. È molto forte, no, la componente del sentire un'ingiustizia nei confronti dei bambini, anche nei confronti nostri come madri, come genitori. Certo, ci è stato detto che l'adozione in casi particolari sarà il nostro paracadute. Dovesse essere anche accolta la richiesta dalla Procura, ci sarà pur sempre l'adozione. Però immaginatevi voi quanto faccia male il pensare di dover adottare i propri figli. Preoccupazioni per i nostri bambini e le nostre bambine, perché qualsiasi cosa che possa accadere nelle nostre vite per noi è amplificata dallo spettro di questa impugnazione che vuole togliere delle tutele a dei bambini. Qual è la vostra paura principale? e che la nostra figlia non possa avere le stesse tutele che hanno gli altri bambini di questo Stato. E stiamo parlando di cose molto pratiche, tutele che riguardano la salute, i diritti di welfare, i diritti economici, tutto quello che garantisce il benessere e la sicurezza della sua vita e la sua crescita. Soddisfatti gli avvocati, davanti al tribunale a sostenere le mamme l'associazione delle famiglie arcobaleno. Sono fiera di essere la nonna arcobaleno e sono per queste famiglie, hanno bisogno di sostegno, sono famiglie anche loro. Anche la politica presente con la consigliera regionale Elena Ostanelli. La politica deve semplicemente decidere di porre fine ad un vuoto normativo e dire che le coppie, le figli delle coppie omogenitoriali sono figli per sempre. Siamo